E un altro strumento che ha avuto una grandissima presenza in provincia di Vicenza, non solo, un po' inventato in Emilia Romagna nella metà dell'Ottocento, è l'ocarina, strumento di terracotta, flauto, globulari, terracotta, che noi usiamo talvolta anche come fono. E quello di tipo come deposito enoteca, ecco. E queste ne abbiamo una quindicina, perché ogni tanto il nostro suonatore... Dove è andato? È scappato. Vabbè, vengono ingoiate, voglio dire. Ecco, allora, ocarinetta bene. Cioè, esistono addirittura in provincia di Vicenza due complessi, così, stasera non dormirete, qualcuno non dormirà neanche, Charlie, dopo questa notizia, due orchestre di ocarine, una a Marano e una a Schio, dopo il lavoro operaio.